momento ci troviamo in una delle stanze del dormitorio di Monigo, dove vengono ospitati questi ragazzi, che siamo arrivati ad un numero di 33 persone che si sono rivolti a noi per avere accoglienza notturna. Sono ragazzi che vengono da vari paesi diversi, dal Pakistan, l'Afghanistan e anche a paesi del Nord Africa. Dormivano nei parcheggi della città o in rifugi provvisori che trovavano. Le persone le abbiamo conosciute, le conosciamo perché varie associazioni che fanno parte della rete vanno anche alcuni giorni della settimana a portare qualcosa a questi rifugi precari, e quindi si è creata questa relazione. Da dove vieni? Pakistan, 9-10 anni poi Italia. 1 anno in negro parcheggio. È stato lungo il viaggio che hai fatto per arrivare in Italia? Tanto, ho passato 9 paesi. Io sono arrivato a piedi Iran, Turchia, Macedonia, Hungary e Austria. Un viaggio che non è stato facile. Sono senegalese, ho sempre sognato di venire in Europa. Ultima città di Niger, lì che prendiamo le piccole macchine per il deserto. Abbiamo fatto 4 giorni di viaggio fino a Libia. Il mare è finale perché c'è tanti morti lì, perché quando cade non si ferma la macchina, ti lasciano lì. E quando siamo arrivati in Libia, sono stato in Libia 2 anni, ma 2 anni di sofferenza perché mi hanno preso 2 volte al mare. Sono stato in carcere di 6 mesi, la terza volta che sono entrato, ma però questa terza volta noi... Nella barca eravamo 180 persone, ma 70 persone tutti sono morti perché era bucato la barca. È così che noi siamo fortunati, siamo entrati in Italia. Quando vengono qua, la prima cosa, ti guardano negli occhi e vedono se si possono fidare di te. Questo è entrare in empatia con loro. Noi cerchiamo di supportare, soprattutto nel momento dell'accoglienza, quando loro arrivano, anche semplicemente come è andata la giornata, come stai, e lì vedi come il viso cambia, cioè essere visti da qualcuno è importante. A volte noi lo diamo per scontato, ma non è così, cioè sentire che qualcuno ti chiede come stai, dove sei stato stamattina, cosa hai fatto, non è pura curiosità di indagare su quello, ma è dire io ti vedo, essere visti per loro è importante. Il signal walking cosa? Nel momento dell'accoglienza, che di solito si svolge alla sera dalle 19:30 alle 22:30, noi accogliamo le persone e cerchiamo di capire da dove vengono, cerchiamo di aiutarle nella predisposizione di documenti, banalmente come primo step, perché chiaramente il permesso di soggiorno, la richiesta di asilo, la carta d'identità, la tessera sanitaria sono indispensabili, e poi cerchiamo di far capire loro la necessità di avvicinarsi al mondo delle scuole di italiano e cerchiamo di capire se riusciamo ad orientarli all'interno del mondo del lavoro. All'inizio non è stato facile, li vedevi anche un po' impauriti, non sapevano cosa fosse questo posto, non sapevano cosa potevano aspettarsi da questa esperienza al dormitorio di Monigo. Passati giusto un paio di giorni, già i nomi un po' erano entrati, i volti erano volti che si ripetevano, rivedevamo, è iniziata un po' di amicizia ed è nata un po' più di cordialità. Dalla semplice burocrazia della registrazione dei nomi siamo arrivati allo scambio di racconti, come hai passato la giornata, dove sei stato oggi, cosa farai domani. E cosa vuol dire aprire le porte di questi spazi per questi ragazzi? Beh, è stato un gesto abbastanza spontaneo, viste anche le esigenze e il fatto che diverse associazioni si erano mosse per dare una risposta. Avevano fatto anche una raccolta fondi, è andata bene, mancava solo l'ambiente. Allora ho pensato che qui ambienti ne avevamo, qui le sale sopra che effettivamente usiamo poco ultimamente e sono andate bene, insomma. Poi anche qui sì, di fatto la parrocchia si è un po' bloccata, però
Mi sembra che tutti i parrocchiani hanno accettato bene questa cosa e quindi siamo ben felici dell'esperienza che è stata fatta. I volontari censiti sono circa 74, che quindi si turnano per le varie esigenze, quindi dalla colazione del mattino all'accoglienza della sera al turno di presenza notturna. Abbiamo 2 volontari che dormono al piano primo, dove c'è il numero maggiore di ragazzi, e una persona che dorme al piano terra. Tra questi volontari ci sono anche per ogni sera dei medici o degli infermieri. Noi siamo entusiasti perché in effetti con tante diversità ci siamo trovati, abbiamo messo da parte le nostre idee, le nostre cose e abbiamo fatto in effetti un bel lavoro. Quando siamo partiti ho pensato di aprire una raccolta fondi, abbiamo ricevuto tante donazioni di vario genere, parlo di bonifici che servono, parlo di buoni che abbiamo usufruito e anche già speso e parlo anche di molti generi alimentari. Le associazioni che hanno aiutato in questo cammino sono Auser, Cittadini del Mondo, iCare, Momi di Monigo, con i parrocchiani, tanti parrocchiani della parrocchia di Monigo, Gente per Gente, Passamani di Santa Maria sul Sile, Caminantes e l'ambulatorio prossimità dell'US 2. È difficile coordinare così tante persone tutte assieme? Senz'altro difficile, ecco, è stato impegnativo per tutti noi, ma ci ha guidato molto il sorriso dei ragazzi, il loro essere molto riconoscenti a noi e sapere che gli abbiamo proprio dato un calore assolutamente necessario, li abbiamo aiutati a dare un po' di dignità e questo ci ha aiutati anche a trovare l'accordo fra di noi. È importante per il futuro non far morire questo gruppo, diciamo, di associazioni che si è mosso e che forse cercherà di fare qualcosa anche durante il periodo estivo in modo da evitare che ci sia un'emergenza freddo anche il prossimo anno. L'associazione è nata circa 9 anni fa. In quel periodo ci siamo accorti che c'erano molti ragazzi immigrati che in qualche maniera, diciamo, giravano per queste nostre strade. Ci siamo un po' interpellati dicendo: ma noi cosa facciamo con queste persone? Siamo indifferenti alla loro presenza, facciamo finta di niente e così abbiamo cercato di chiederci cosa potevamo fare noi qui a Monigo. Questa sensibilità alla fine si è travasata in questa risposta che abbiamo cercato di dare, istituendo un nuovo tipo di associazione, anche aperta ad altri volontari, che potesse in qualche maniera rendere visibili queste persone che altrimenti molto spesso rischiano di essere non viste, insomma. Questo percorso sicuramente lo possono fare molti altri, ci sono già molte associazioni che si occupano di immigrati nel nostro comune di Treviso. La realtà del dormitorio sta proprio a dimostrare la sensibilità che c'è. Qualche altra parrocchia potrebbe anche farci un pensierino, magari numeri più limitati di queste, che siamo arrivati a 33, magari 4-5 persone. Può essere che diversi sacerdoti mi hanno chiesto che per l'inverno prossimo ci si possa organizzare anche meglio. È un sistema che funziona perché c'è stato un essere insieme di tante persone, di tante associazioni che ognuna nella sua unicità ha messo in condivisione la propria esperienza. Il volontariato può fare molto, anche se non può assolutamente sostituirsi al dovere istituzionale di seguire queste persone, non può sostituirsi e in effetti il dormitorio non può essere la soluzione. Il nostro problema adesso è cosa faranno queste persone quando chiuderemo il dormitorio. Ecco. Le persone per noi, lo diremo tutti, insomma, non sono solo dei numeri, sono delle storie, sono delle presenze, sono delle difficoltà, sono dei problemi e noi cerchiamo di dare in qualche modo un tentativo di risposta. Quello che possiamo fare è un'azione che deve sensibilizzare un po' l'opinione pubblica. Basta che le persone tengano gli occhi aperti, soprattutto le porte
del cuore aperte, direi. Ci sono tante altre piccole Monigo. È difficile dire se ci sono o no, perché la realtà è che purtroppo quest'anno, se non ci fosse stato questo dormitorio, almeno altre 30 persone sarebbero state fuori e quindi non sarebbero state accolte in nessun modo e si sarebbero aggiunte a quelle che noi non siamo riusciti ad accogliere, perché ce ne sono almeno altrettante fuori. Esiste una buona volontà forse, ma forse prevale ancora la paura. Senza un tetto sopra la testa è difficile fare tutto il resto e per cui senza un'accoglienza seppur minima come questa, come questo nostro dormitorio Monigo, senza la possibilità appunto di dormire alla sera, di avere un tetto sopra la testa, non riesce a sostenere nient'altro. Si è creato anche un clima di amicizia con loro, quindi diventa accoglienza, amicizia, rispetto, che poi diventa anche accompagnamento nelle cose pratiche che loro devono risolvere. La relazione che si è creata con loro e la fiducia e il sapere che qualcuno cerca di dare delle risposte ai loro bisogni, ecco, scioglie, vuol dire, le diffidenze sia da parte nostra che da parte loro. Da dove vieni? Da Afghanistan. Quanti anni hai? 19, 4 anni prima da Afghanistan lottare liberamente championship for India, dopo Pakistan, dopo è arrivato il Taliban, è arrivata questa l'Italia. Adesso lo fai anche qui in Sì, Italia? adesso è la 2 settimane ora. È una palestra? Quindi... Sì, la palestra è qua. Adesso è felice. Sei felice? Sì. Adesso che sei qui invece stai studiando? Sì, adesso sto studiando, perché adesso scuola è arrivata. Adesso ho iniziato a lavorare. Che lavoro fai? Faccio vetreria. Che lo facendo io moratorio lavoro. Ti piace? Sì, il lavoro piace, sì. Io torno questo qua perché fuori c'è freddo. C'è il lavoro, ma è difficile trovare un casa. C'è il contratto, c'è tutto, ma affitto un casino, è difficile trovare. Dobbiamo ringraziare tutte le persone, le volontari che lavorano qua, perché è un aiuto, loro lo fanno con il cuore, perché non è facile di tenere gente così, noi stranieri, sai che a volte facciamo sempre caso, ma loro sono troppo bravi con la gente. Adoro questo paese, anche se a volte è un po' duro, ma speriamo che andrà tutto bene. I'm gonna be alright. I've been caught in time. I want you to know that I love you so. My friend, the skies are bright. I see all